programma estivo, che poi in alcuni casi è pre-estivo, si inserisce in un solco già avviato in quest'ultimo quinquennio. L'obiettivo è sempre lo stesso: creare una sinergia con le forze produttive del territorio, dare la possibilità ai nostri siti di essere valorizzati attraverso tanti eventi, approfondimenti di carattere scientifico, eventi che possano dare una proiezione esterna. Partiamo con due eventi che a giugno sono particolarmente significativi perché ci consentono, quando la stagione non è ancora al culmine, quella estiva, di dare ai visitatori un'occasione per stare più giorni sul nostro territorio. L'Archeo Beer Fest non è una festa della birra, è una rassegna scientifica che per 3 giorni accompagnerà i partecipanti alle nostre conferenze al racconto di quello che erano gli usi e i costumi delle più antiche popolazioni di tutta Europa dal punto di vista del cibo e dal punto di vista delle bevande. La birra era una di queste, ma non solo. Il vino, ma ripeto anche i cibi più antichi. L'approccio scientifico è consentito dalla presenza di tantissimi ricercatori che sono stati anche quest'anno arruolati dal nostro Giorgio Murru, che ha curato questa parte. Poi naturalmente nelle serate c'è anche la parte relativa alla filiera della birra, con la Coldiretti, con i produttori artigianali, con la buona musica e con la valorizzazione del villaggio di San Salvatore. Il Festival Internazionale dell'Archeologia, la 5ª edizione, l'esordio a San Leonardo di Sette Fuentes. Ancora una volta partiamo fuori porta, nelle precedenti occasioni siamo stati a Nuraghelosa, a Santa Cristina, a Bosa, a Laconi, a Oristano lo scorso anno. Ecco, ancora una volta integriamo il territorio e per il resto, insomma, grandi serate dal punto di vista degli approfondimenti scientifici qui nel nostro parco del museo. Il palco sarà realizzato proprio nel nuovo parco e penso che sarà molto suggestivo. Il resto dell'estate, sul solco delle precedenti, in Peschiera il Festival della Letteratura, anche a significare il connubio, ripeto, con le attività produttive del territorio. Abbiamo un accordo molto fruttuoso per entrambi con la cooperativa Peschiera Mare Vontis e crediamo che questo lavoro sinergico stia portando risultati importanti, sia dal punto di vista della valorizzazione dei beni culturali, sia per la creazione di opportunità economiche. E poi ancora l'Archeo Film Festival, che tornerà qui al museo, e poi la grande estate di Monteprama con i concerti, il teatro, le varie arti che saranno protagonisti a Tarros.